Un blitz congiunto della Guardia di Finanza di Pordenone e della Polizia locale del Friuli Occidentale ha portato all'arresto di uno spacciatore pakistano proprio sulle rive del Noncello. Il malvivente è stato sorpreso in compagnia di un connazionale nel momento preciso in cui stava spacciando la droga. Il tutto è successo lo scorso 25 ottobre all'interno delle operazioni di controllo dell'area del Noncello operato proprio dalle due forze dell'ordine in stretta sinergia. Non è sfuggito all'occhio attento degli agenti il movimento sospetto nei pressi del ponte di Adamo ed Eva con scambio di droga e di denaro. Nello specifico si trattava di una cessione di hashish, subito fermato e identificato l'acquirente, mentre lo spacciatore ha provato a darsi immediatamente alla fuga. Una volta braccato, il trentenne pakistano ha provato con violenza a evitare il controllo, rifilando anche un morso sulla mano a uno degli agenti. Ciò nonostante, i militari e gli stessi agenti sono riusciti poi a trarlo in arresto per spaccio e anche resistenza pubblico ufficiale. Addosso allo spacciatore sono stati rinvenuti ben nascosti 100 euro e 64 grammi di hashish, a cui si sono aggiunte gli oltre 3 ceduti e i quasi 3 gettati durante la fuga, per un complessivo di più di 70 grammi. Il 28 ottobre il Tribunale di Pordenone ha confermato l'arresto del trentenne.